Lorsqu'il a donné ses résultats et qu'il a d'une part déclaré qu'il y avait des traces de pigments sur le suaire et d'autre part que le sang n'était pas du sang mais un colorant, Amici del Neo Piemonte, benvenuti a un'altra puntata della nostra bella trasmissione, anche il umanaut soggetto d'eccezione, dalla vastità della spazio andiamo a approfondire la storia con una questione che tocca molto bene da usare in Piemonte del Piemonte, che è quella da Sindone, e non parliamo né con chi si sia, ma con un'esperta ad rinomanza internazionale, come al nostro ospite di Inchei. Calemo? Alle professore Andrea Nicolotti, che è professore ordinario sia all'Università Torino, adesso subito all'Università Torino, professore ordinario di storia del cristianesimo, ha tanti interessi che sviluppare la storia del cristianesimo, soprattutto il cristianesimo più antico, quello delle origini, la storia della liturgia che era travagliata, non sbaglio neanche, la liturgia romana, ma quella copta, che avendo quella ortodossa, ma forse di una tavanada, ma insomma perdi. La storia dell'esorcismo è una roba che tutti sono interessati all'esorcismo, e giustamente ti dice che interessa più l'esorcismo delle origini, perché al di là che è una roba un po' più complicata. Come si dice antalvio. Ma soprattutto Nicolotti è famoso e controverso, se si può dire, perché ha l'opinione che assume tanto anzi esperti insomma scientifiche, ma che incontra tante opinioni assassine, un sentimento comune che è assassino o l'insole se non come ciamelo o ti puni in auto al sudare che è forse la roba più giusta al francese, che non è una parola giusta, ma insomma è quella che sdora normalmente è giusta in perché piemontese e in francese. Il problema della sindrome, se capisco che tutti lo sapete se è vero o se non è vera, ma è interessante ma sapere la storia della sindrome, come è salta fuori, come è arrivato in è tutta una storia ben complicata, antisecoli di contestazione e con prove a favore. Mi diria che a me mi interessa, secondo me agli ascoltatori interessa sapere se hai una posizione della Chiesa Cattolica e se gli ascoltatori che sono cattolici, mi sono cattolici, a o a preferisco avere una posizione. E poi la serie parla di questa storia, ma ti interrompo perché sono sicuro che noi hai tante cose che ti dicono consumano. Ecco perché l'uma di eventi recenti, questi stati sono sortiti dei documenti che erano in prima e che rafforzano posizioni che ti porteranno a te, dunque è interessante sentire come a vivo, insomma. Più o meno qui in design. Allora, prima domanda insieme alla Chiesa Cattolica, adesso la sindrome è una cosa, a me cattolica è una cosa diciamo internazionale, è l'interesse da parte dei protestanti, specialmente non qui che stanno in Europa, ma qui americani e anche gli ortodossi. Dunque è una questione del cristianesimo in generale, ma comunque una posizione ufficiale della Chiesa a ponnen essi perché la reliquia a ponnen essi un oggetto ad fede obbligatori. Ognuno persona è obbligata a credere a una reliquia come ognuno persona è obbligata a credere a un'apparizione. Potrebbe dire che la sindone, il valore della sindone è lo stesso valore che potrebbe avere l'apparizione della Madonna di Lourdes o di Fatima. Normalmente tutti i cattolici credono all'apparizione di Lourdes, ma dal è con la santa. Certo, ma però diciamo che non è obbligatorio credere a una rivelazione privata, come sarebbe l'apparizione di Madonna o di Santa, e la stessa roba si può dire simile reliquie perché oggettivamente ci sono tante reliquie che sono false. Dunque la Chiesa lo sa
Ma la Chiesa sta certo in questi casi, cioè è una questione deve essere popolare, sta nella vita in insieme alle fauste giusto. Dipende dal momento storico, dipende da che reliquia calè, ma comunque la posizione da Gesia insieme alle reliquie fauste era santa al Medioevo, ad Vesco, Previ, da studiare che dicevano tranquillamente che era delle reliquie fauste, anche di Papa che dicevano che una reliquia poteva essere fausta. Come nel caso da Singolo, l'uomo due vescovo che dice. L'uomo due vescovo che dice una roba, un Papa che dice una roba e poi un Papa che dice il contrario, quindi una posizione costante a INN. Allora, ogni cattolica ha la libertà a cœur di l'onca la voglia. Però è una cosa che preghi e avrai la devozione verso un cavolo. Però una reliquia una daria la presunzione che sia autentica, no? Cioè ti può pregare una reliquia, può pregare una figura, un'immagine, un quadro dal sudari a Gesù e che la libertà di farlo diversa lei se ti preghi un'immagine perché pensi che sia l'impressione del corpo di un signore insieme a una stoffa, lì è una cosa diversa. Allora la devozione in direzione all'immagine è una cosa normale che è con qualunque immagine che è in qualunque gesia, diversa le cordi che è proprio con la castasia la tomba di Gesù, e lì però non è una questione teologica, è una questione storica e scientifica, ossia non è la gesia che può dire se un oggetto è dal primo secolo o dal XV Ma quanto è incamminato della storia della sindone? Le sindone in generale? Allora mi incammineria di lo che vuol dire sindone. Sindone è una parola che sarebbe una parola greca, sindon, che vuol dire stoffa preziosa, normalmente al lin o al coton. Al coton in Palestina si dovrava quindi l'unica traduzione possibile alle lin. Che potessi una cosa fatta di lin o la materia dal lin. No? Che le due cose diverse, poi dire sono vestiti di lin o una camisa di lin, no? Sta parola è quella che sdora dal Vangelo di Matteo, Luca e Giovanni, Luca e Mark per contare la storia di che le capitale quando anche la Signore della croce, di che l'hanno buttato, sviluppalo, gruppalo, andinta a una sindon, che in latino aven sindon e in italiano aven sindone, quindi sindone anche vuol dire in italiano quella reliquia che è a Turin che ha sta forma lì, ma in antichità hauria di una stoffa qualunque che era fatta di lì o coton. Ante il Vangelo a Giovanni hai la parola sindon hai in plurale othonia, che sarebbe in diminutivo della parola othone, che vuol dire più o meno la stessa roba che vuol dire sindon in greco, però normalmente come in diminutivo si può tradurre di bende, di bindele, stoffe non tan grande, e io lo picchio una perché è in plurale. Allora i Vangeli sinottici siamo i tre che lo di prima si parla a sindon al singolare, e dal Vangelo Giovanni si parla othonia al plurale, ossia pighe due. E poi ancora un'altra cosa che è me dal Vangelo Giovanni che sarebbe il sudari, sudarion, che sarebbe una parola in greco che però viene dal latino, che c'entra col sudur, qualcosa che serve per suarsi al sudur, che era una roba che il Vangelo sbuttava sulla testa. Dunque Giovanni parla tanto da stoffa da buttare sulla testa al sudari, e poi ad othonia, ad bindele, da stoffa per palo. Però noi l'umani non prove archeologiche, non dimostrazioni a me che funzionava precisamente al tempo di Gesù al seppellimento di una persona. Siamo come facevano gli ebrei a seppellire perché tutti i fonti che parlo questa storia lì sono state scritte
a secoli dopo. E aienando le prescrizioni bibliche. Aienando le prescrizioni bibliche. Quindi la parola avenda da lì. Normalmente in latino e in francese e poi anche in italiano, almeno fino a un'epoca abbastanza recente, sdorava più la parola sudari, sudario, che sarebbe sbagliato perché il sudario lo dico prima che era quel che stasia la testa, dunque era una stoffacita che acquartava la testa, la cera. Allora sarebbe più giusto parlare a zindone che sudari, però normalmente in francese si dice le sensuaire, no? E allora, ma in piemontese anche di poesie la sindone che parlano dal san sudaria, parlano della sindone. Comunque noi abbiamo dimostrazione dell'esistenza di reliquie a sudari o sindone che più o meno a una certa mira sanno la stessa roba, a parti almeno dal secolo del VI. Secolo capasese. Che per 60 anni più o meno il cristianesimo ha non cercato di reliquie di Gesù Cristo. Diciamo che l'hanno camminato a parlare di reliquie più o meno al quarto. Di reliquie della sindone non era cammina a parlarsi quel che facesse e a Dio che all'era qualcuno che viaggiava da a Gerusalemme la trovava in un posto, l'altra trovava in un'altra, l'altra l'aveva visto alla basilica dalla tomba di Gesù, insomma ogni sorpi che una arriviamo al momento dal secolo X che ne è più che una, ma soprattutto in Francia. Non all'Oriente, non a Gerusalemme. Un po' dappertutto, ne sarà a Costantinopoli, ne sarà anche a Roma, ma il posto ante che è più di reliquie zindone è sempre stato l'emblema della Cruz, no? Col Bosca della Cruz, dice che col Bosca della Cruz un po' dappertutto, no? Sì, però come il Bosca della Cruz è un po' dappertutto. Però l'idea dal Sudare gli picchia un'idea francese. Allora, prima della sindone che sarebbe quella a Turin, che in realtà Antucria chiamava la sindone di Liré, Chambéry, Turin, era di Aute. Era una storia che diceva che Carlo Magno era andato a Gerusalemme e la via piena sindone. E poi hanno detto che la via regalato il patriarca a Gerusalemme e sta sindone hai ancora e l'era a Stasia lo di prima e la Chapelle a Quisgrana. Giustamente che Romagna le ne è andata. No, le ne è andata, però le mai calati a Roma. Sì, ma era una leggenda che diceva che l'era andata e che l'era andata aveva incontrato il patriarca che aveva regalato varie reliquie, perché sempre hai la storia che qualcuno aveva regalato una reliquia no. Perché? Perché Spondent dice che è una reliquia al Catau. Da sempre dica al regalavo, in realtà solita al catavo al regalavo ma all'era ne permettuto allora si diceva che l'era regalato. E poi era anche di auto, una abbastanza famosa, era la sindone Ciudad di Cadouin, anche quella lì, a Iencura in Francia, il Ciudad di Carcassonne e anche quella lì a Iencura. Che all'Epinen, che San Pivei è quella a Turin. Ma che le state di Cerafausa? Sono state tutte dichiarate false, l'ultima che l'hanno dichiarata, era neanche il problema a un certo punto che ne era più che una, cioè neanche dal Medioevo serviva neanche era più che una sindone in questo momento, però insomma gli stessi uno diceva sì ma quella lì è un tocco che l'ampiala da quella, no? L'hanno dividuta in tante parti, allora gli un tocco sì, un tocco là, come la croce. E poi il problema, la questione era che tutti gli altri sindoni diversi quella Turin aveva la figura insieme. Quindi ecco, era una stoffa bianca, poi vira l'era ricamà o con qualche maccia che dicevano che era zanc, ma la via non l'immagine, la cera, il corpo a Gesù. Quindi ti dicevi prima che una sindone era stata Cerafausa, ma che negli anni 30? L'ultima che l'hanno dichiarata falsa è dal 1933, che è la sindone di Cadouin, che aveva tutta una liturgia, un culto, diceva che faceva il miracolo, faceva tutto, ma quella a Turin, e era ricamata alla via di disegno, no? Che smiavo roba geometrica fatta insieme finché le passa un professore d'arabo
che la capì che era non disegno, ma era un alfabeto cufico. Quindi alla fine è una roba musulmana. Era musulmana perché era il nome del califo e l'anca la viufalo. Dunque era né autentica né cristiana. Allora in quel momento al vescovo che prima la consulta un'auto orientalista a Previ, il Previ ha detto guarda che le proprie nem quella lì alla deciso seriamente a interrompi immediatamente. Quindi ahie, ma le pinè oggetto. Ahie le considera una stoffa islamica importante perché è abbastanza antica, ma mia che è dall'11 o 10-11 come secolo, no? E niente auta che Yasmia che è quella che è una stoffa della Madonna, che le parei. E poi era quella Carcassonne, quella lì è abbastanza antica. A San tutti i pivei con la Turin. Pivei allora di quando? Cioè che sorto prima fuori la storia. Che sorto fuori la storia e che San state fatte prima, perché con la Turin l'hanno fatta al secolo XIV. Lo dico dopo. Quindi quelle lì sono saltate fuori, insomma che sono saltate fuori. Sono saltate fuori in Europa. Allora disuma che tutto sia spiega perché prima del secolo VI se ne parla mai, poi se ne parla diverse e ne è un po' da sì, un po' da là, un tocco, un terra, un tocchettino cita, un tocchettino più grosso, come la Cruz, più o meno lo stesso discorso. E poi quella più importante per un certo momento è quella di Cadouin, che ha anche una devozione da Re Francia, cioè gira, va a finire a Toulouse, gira per la Francia per un po', Carcassonne, ne ha altri 2 o 3 meno famose, tante l'hanno distrutte alla rivoluzione francese, allora l'uomo ha la possibilità di conoscere. E quella che adesso è a Turin sono fuori alla metà del secolo XIV. Quindi a salta fuori Andua. Come mini però lei non jet fight du jamais vu in termini come le fight fisiche, come è stata fatta artisticamente, se scrive una secolo effetti lì a Sattega, non è facile, no? Ti vai tanto avanti col discorso. Quando salta fuori? Adesso non è America devo dire la sua Conta tutto che vuoi. E poi però noi anche bisogna che hai tante prove la sentono. A salta fuori quindi? Allora, salta fuori, diciamo dal vista documentario. Fino a un mese fa il documento più antico che era insieme alla Sindone era dal 1389. All'era, era più che uno, era il documento dal vescovo Troyes, dal re di Francia e dal papa d'Avignon Clement VII e poi di altre persone, insomma, che parlavano una discussione che era tra il vescovo a Troyes e i previ canonici una gesia cita che stasia da un villaggio che si chiamava Lire, che è in cura, che è in paesocci, una gesia che era stata costruita a metà del secolo XIV da un nome abbastanza, un monumento abbastanza importante che si chiamava Geoffroy de Charny. E in questa gesia con si previ che erano listi canonici, a un certo punto i sorfora sta Sindone. Allora dal 1389 al vescovo ha scritto al Papa e poi ha scritto al re e tutta una corrispondenza perché il discorso è se spodia o spodia non fa l'ostensione alla Sindone. Quella lì che era l'ire alle la medema che alle a Turin. Proprio le medema. Vabbè. 90%. Vabbè. Diciamo. Allora la parca che possedia la Sindone e i previ adesione che facevano di ostensione ad una figura o rappresentazione dal sudario dello Signore. Alla mai detto che era quella autentica, antidocumento. Una rappresentazione. I figura se o rappresentazio sudari domini nostri Gesù Cristo. Una figura o rappresentazione dal sudario. Insomma una copia, no? Una copia artistica, un'invenzione, una rappresentazione. Al vescovo invece adisia che se loro adesio parei, ma in realtà quando era la gente, quando era i pellegrini, quando era l'ostensione, anzi cita Gesia, loro adesio che era quella autentica.
a svestivano con i paramenti, a viscavo i candeli, ma che sono un'ostensione della reliquia. Sì, però dicevano che coca sta sindone faceva miracoli e era da gente che toccava la sindone, aveva malattie, avarizia immediatamente e ovviamente i pellegrini alla sau di soldi. Allora il vescovo ha detto al Papa che il problema era che loro facevano finta di che era quella autentica, però insomma quando era nunca gli ascoltava diceva fare lo stavo cordi che era quella autentica. Sti documenti l'89 al vescovo che si chiamava Pierre Darcy a parla un'altra inchiesta che l'aveva fatta il suo predecessore che si chiamava Henri de Poitiers a più o meno dal 1355. Allora il documento è dell'89 ma parla anche di che era capitato dal 55 30 anni prima e a di al vescovo quando gli scrivo al Papa guarda che sta sindone al mio predecessore alla via za eliminare diciamo la via za impedire a fare l'estensione perché quando lei comparsa sta sindone in Zagesia che era a Saveilo e alla fatto un'inchiesta che è insieme di periti, di teologi che erano in quel momento lì perché era strano che dal Vangelo si parlava una sindone con la figura dello Signore. Addio, perché gli evangelisti e tutti i padri della Gesi e tutta la tradizione più che 1300 anni non hanno mai scritto da nessuna parte che lo Signore aveva la figura del suo corpo perché tutti avevano visto la figura dello Signore, no? Io mi domanda perché non ha mai parlato fino adesso e poi aveva Santa Fuora al villaggio ma da lì la questione come la fai? Da Dio dopo se no imperdo la e quindi ha detto che era falso e quindi ha detto che era fatto un'inchiesta e che l'ha scoperto che i previ canonica pagavano la gente per fare per far finta di si vari da sta sindone e poi dica che la parla insieme all'artista che la fa la sindone che la fa l'immagine anonima di nemme che si chiama che la conferma che la via fa la chiesa nel 1355 circa allora magari qualche anno prima qualche anno dopo no però diciamo che salera finita lì la storia sarebbe finita lì, però il Papa cosa ha deciso? Il Papa in quel momento ha deciso una via di mezzo, cioè l'ha detto i canonica possono fare la sindone senza problema, però devono sempre dire che non è quella autentica, che è un'immagine o una rappresentazione a quella che sarebbe l'autentica. Una formula latina che esatto, il mago sia una rappresentazione su dari e che devi un viscare i candele, che devi un buttare i paramenti, che devi un comportarsi come che fosse una reliquia perché loro con la vestimenta con la maniera che la presentavano facevano cordi che era quella autentica questo è il documento che ieri che all'epoca sono tutti fuori a parei però quando la sindone le passava ai Savoia come le passava ai Savoia? I Savoia all'Ancatala dall'Anvuda dal padrone da Stagesia che si chiamava Marguerite de Charny che era non sua in realtà perché era di Canoniche e chi l'ha venduta illegalmente ai Savoia dunque non è il documento della vendita però noi lo sia a Turin la documentazione 1453 che i Savoia ha il regalo a sta fonna Castei una rendita dopo va a Chambéry diciamo a quel momento quando ha laccato probabilmente a Ginevra ante che fanno i documenti che Margherita parso lì a morto scomunicata perché i canonica l'avevano denunciata perché chi la restituisce la sindone da sia in giro per la Francia fa giustenzione per ciapà di soldi a di un parei difatti va fino in Belgio e in Belgio è un vescovo che fa un'inchiesta e di tira fuori i documenti per far vedere se le culla autentica o no chi la tira fuori i documenti anche che è scritto che non è autentica allora al fancuri praticamente e allora però siccome era di canonica fanno una causa e
e il tribunale dice questa sia da non andare la reliquia venga scomunicata e chi la preferisce mori scomunicata piuttosto che da andare la sindone. A tal momento che le passai in Savoia con la potenza che avevamo in Savoia in quel momento i canonici nagesi a città parei la più possibilità di andare la sindone al duca di Savoia era Ludovico aida al figlio del papa dell'antipapa Medeo VIII aida per 2 o 3 ma mia un po' di soldi per compensazione perché loro dicono noi senza la sindone lampi non offerte no ma su sì le scritte non vento nemmeno dunque sarebbe finita la storia sì però sta storia sì rendi smenciata perché qua anche la sindone passa in Savoia poi a Chambéry nel 1606 Giulio II ha dato la concessione ai Savoia da avere una liturgia della sindone al tratta come caffè autentica e a dire addirittura che potrebbe essere adorare la sindone perché se il sangue non giura insieme è una parte del corpo la divinità non giura e come uno può adorare l'Eucaristia il sangue del Signore e l'ostia consacrata del corpo e può adorare la sindone perché è insieme al sangue ad non giura. Andrea però hai tante prove. Mila e Gesù, lei sentito parlare del polline, lei sentito parlare del laser o tante altre cose. Sì. 2 parole, su. Allora, se riprodurre tu perché una roba del genere dico che le solide stai di proprio fai la calca in un corpo cioè in masnia che devi dire che era stata fatta insieme alla statua solo così per dei esattamente rilievo allora il problema è così il documento al quel vescovo che l'ho detto prima del 1389 già scriveva parei che l'artifex alla fa subtili modo a maniera non proprio normale cioè era non una pittura normale una maniera ingegnosa una maniera furba perché la sindone non è una pittura che l'hanno pian pennello e l'hanno disegnata una persona per la persona è negativo è l'impronta all'impronta me che ti mi buttai una stoffa insieme a te che ti la al corpo la cera sporca da un colore andresta l'impressione insieme alla stoffa quindi fai insieme al corpo o insieme alla statua? alle fai insieme a quei cose che gli smiava in corpo allora al discorso la negatività non è un problema perché tutte le impressioni sono negative se ti pigli una moneta e butti insieme un tocca di carta e passa una matita e l'inversione del colore esattamente come la sindone quindi non miracolo, non problema il problema è che la sindone ha nella deformazione cioè la proiezione ortogonale insieme a un piano alle mica fisso una foto se ti pigli una persona autentica o una statua tridimensionale e ti la butti insieme a una stoffa e che butta il colore sotto o che butta il colore insieme con un tampone e la froce insieme o d'ora una matita o d'ora una puer non che vuoi l'immagine quando la butta in piano aveva deformato laterale facciamo effetto della maschera d'Agamennone la cera stantiaia se ti pigli una carta geografica e deve buttarla sul mappamondo e poi non perché avevi tutta no? Ma se gave dalla carta geografica dal mappamondo e te la butta in piano e deve scapparla ecco su lì come la fai? E su lì vuol dire che è possibile che l'immagine all'anfala insieme a un corpo almeno per la cera insomma resta il corpo più o meno all'impiano ma la cera il può non farlo dunque o le puggia un corpo da una parte e poi fiducia sì ma avendo formato per forza hanno già fatto tutte le prove del mondo al disegno antal sinsen che spudiano in fase allora se ti vuoi indicare il miracolo l'unica maniera è che l'hanno buttato insieme a qualcosa piatto a un basso rilievo parla c'era almeno il corpo non è complicato perché il corpo più o meno è abbastanza piatto ma la cera, il naso, le urie cioè la miria tutta storta, no? Allora la teoria spandò a me calanfala, lei calandura in basso rilievo, probabilmente l'ambutaia insieme la stoffa e poi da insieme l'andura un tampone, qualcosa che l'aveva un colore, un puero, più o meno un puero bagnato. L'avrei fallo nel nord della Francia. L'avrei fallo più o meno a trovare al 1350 più o meno. Ma la questione dei raggi che tipo che quell'impressione lì può dire mi ferma
ma si fissa stai una forza particolare, dell'energia che si sta emanando dal corpo, da sotto, quella lì, la fondamenta, il fondamento è il Verdi, perché il problema è un po' di fortuna. Il problema è che o ti pensi che la fala perché le fausa, che mi viene di che per forza la fala fausa del principio, cioè potrebbe anche essere che l'artista la fa per fare un'immagine durante la liturgia per la devozione e dopo i previ alla durala in un'altra maniera, che è nella prima via che capita la stessa roba 200 anni dopo a Besançon, anche che era un'altra sindone con l'immagine che prima la fanno per la devozione e poi la trasformano in autentica, anche gira 3 o 4 anni e non si lamenta e non si corso, quindi a spot con stasse una balla parente al giro 2 o 3 anni, un problema. Però se ti accette su lì è un problema, se ti l'accette non, allora a ponnen si in corpo normal che tocca perché sennò vende forma, a ponnen si la vaporografia che dizia un 100 anni fa perché ieri tutta una maccia e funziona non, a ponnen si il calore perché il calore all'ambisca alle fosforescenti all'ultravioletto e allora va bene e allora colpo desi a miracolo. Cioè o tacete che le fai in una maniera manuale o deve per forza dire che è una cosa fuori di... No, se le fai in una maniera manuale devi provare, se ti mandi la roba del basso rilievo, sì. Allora, quel che invece dice che è prove che sia veramente della Palestina, quel che è l'obiezione che l'altro va di frammenti a terra della Palestina, quel che è il problema grosso, gigantesco, che tutti loro che stavano insieme alla sindone, alle tutte basate insieme di esami che l'hanno fatto, ma due vie la storia, di sempre la sindone è l'oggetto più studiato al mondo, niente. 2 vie, 1969-73, Commissione Pellegrino, Cardinal Pellegrino, 1978, STURP, Charles Turing Research Project. Basta! Dunque, tutta venda lì, che era anche della gente che era non esperta, tanto esperta in quella cosa lì, tanto meno esperta nella storia dell'arte e in pittura. Dunque noi abbiamo dei risultati che ogni tanto sono sicuri, ogni tanto sono un po' meno sicuri e ogni due a dire un calaveria, perché non potete mai andare a verificare insieme perché permettono non vederla. Cioè se mi dico che la profondità del colore è su un vero micrometri e ti chiami la prova è tlenen. Il problema è che anche quando dicono se ti te ne buona fa la stessa, allora deve essere il miracolo che è una roba che non ha senso, ma mi prima fa una cosa devo sapere che è esattamente, ma noi sappiamo non esattamente che è, sappiamo più o meno. Gli altri studiosi le viene la possibilità di studiarla da una mirata. Mi dio 3, visto che tante finiscono sempre dal discorso dell'autenticità, per me è 3 motivazioni gigantesche. La prima è la motivazione storica, al vescovo che dica la parla sembra quel che la fala per girare intorno a sta evidenza sì, anta di che il vescovo era bugiarte che si inventa la storia che l'ha incontrato il falsari perché era geloso che il a bugia desse buona fera desse sì andasia lì lo fa plagava dicendo mi sono buona per la roba pagata però credo neanche l'abbia trattato tan bene con lei perché il vescovo era arrabbiato con i canoni. Seconda cosa, quindi documentazione storica e soprattutto il silenzio che è per 30 secoli che se ne parla mai, che viene fuori a me in quel momento lì e da quel momento lì se ne parla. Vabbè. Seconda, il tipo da stoffa, con la tipologia da stoffa che si chiama Chevron 3A1, è in quella maniera lì, con quel numero di fili per centimetro quadro e in quella dimensione, praticamente esisteva prima almeno dal 11-12 al secolo. Perché? Dappertutto. Perché? Perché l'avevano ancora non inventato al tle orizzontale con i pedali, che permetteva di cambiare da manca 4 pedali per fare una sindone.
che permettia di manovrare sta stoffa e passare la cadena e la trama a maniera di fare una stoffa parecchia che era stata tagliata a rotolo perché continuava, non è che tocca, capisci che era un rotolo che l'hanno tagliata in tocco. Quindi esiste in tutta la storia dell'archeologia una stoffa parecchia. Se ti leggi Libera della Sindone hai scritto Cagnaie. Ma le ne imparei perché me lo passava quando mai si andava a dargli una prima tutte le stoffe che dal 1902 fino a 2 o 3 anni fa all'antica l'era istesme la Sindone anche in Palestina a un certo punto una tipologia di tessitura che è proprio da Palestina difatti in realtà qualcuno che era esperto della storia della tessitura, per esempio il direttore del museo della tessitura di Lyon alla via Zavardale l'aveva scritto che era il numero 3 è radiocarbonio. Allora l'88 dopo che l'avevo valutata era quasi 30 anni che sdourava la datazione radiocarbonica che è l'unica maniera al di d'anche per datare non c'è che sia ecco diciamo parei hanno deciso di concedere a tagliare via un tocchettino e fare una datazione. Quando? 1988 hanno deciso l'86 hanno buttato 2 anni per buttarsi d'accordo che devi piarlo, mica devi farlo eccetera eccetera. Hanno deciso quanti laboratori devi datare perché normalmente si fa mai una datazione, un archeologo manda un tocco a un laboratorio, però visto che era la Sindone hanno detto esagerò ma la fuma 3 diversi, tanto costava niente perché la facevo gratis e quindi hanno deciso di fare un 3 laboratori più importanti al mondo in quel momento lì che si datavano da stoffe. E hanno deciso il Politecnico di Zurigo, Oxford e Tucson, Arizona. Hanno fatto 3 posti differenti? Hanno fatto 3 posti differenti, danno 3 TOC, cioè hanno tagliato un TOC, hanno dividuto in 3, picca in 3 perché poi hanno ancora tenuto da parte un tocchettino, e hanno dato a questi laboratori che hanno fatto la datazione e poi alla fine hanno confrontato. L'articolo che della risposta su sia è sorto insieme a Nature, che è la rivista scientifica più importante del mondo, e alla detto che facendo un bilanciamento di 3 datazioni che erano tutte medievali, però quando uno è un po' più avanti può pindare, anche perché hanno fatto di trattamenti diversi, non fanno la stessa pulizia perché i campioni spulito prima hanno fatto anche pulizie diverse e alle risulta che più o meno la media è tra il 1260 e il 1390, ovviamente al centro alle colpi probabili, al 95% è possibilità, che vuol dire che è il 5% che è dal primo, no, vuol dire che per arrivare al 6% quasi devi slargare un tocchettino andare e avanti, dunque è esattamente lo stesso periodo della documentazione storica. Ma Fabrizio parlava per la Palestina. Mi sentì del polline. Trovarsi sì elementi che potrei collegare con interessante. Allora io potrei stasera smanga raccontare tutte queste storie. Hai una quantità enorme di pseudo prove che dicono che il radiocarbonio l'ha sbagliato e che la Sindone arriva dalla Palestina. Però non è una che stampè. Ossia, intanto continuo a ripetere, tutti parlano di che è insieme alla Sindone, ma ognuno può andare a che è insieme alla Sindone, quindi è gente che dice che la travagliano insieme a un fil che era dentro al filtro l'aspiratore che l'hanno aspirato la Sindone in la stantone, per esempio, no? Perché travagliano insieme a perché io che l'hanno e che travagliano quando hai l'estensione della Sindone hai l'estensione, hai la possibilità di no, su tal vedere e poi tu niente. E allora l'hanno detto che era la terra del Santo Sepolcro, che insieme ai ginui era la terra che Gesù le casca per terra, l'hanno detto che era di iscrizione in greca, in latino, in aramaico, l'hanno detto che era di monete di Pilato, l'hanno detto che era di Pollini, che era Maca in Palestina e non di opposto. Tutte queste prove diciamo che l'hanno smontate, che mi mandaria un quarto d'ora per ognuno a spiegare perché queste prove esistono. Scusa, la Transazzanghi? La marca Zanghi? Hai rimarche una roba russa che qualcuno dica le sangue e qualcuno dica che ma su lì la svaluto scientificamente se le sangue meno. E da mentò che mette la valuto.
quindi là è una resistenza della banda da Jason che arriva a prova allora insomma dorme la sindone e fette di no, a mio chiede insomma che il problema è che quando tira via quei tocchettini a zanc è che non è facile trovare il sangue che ha 700 o 2000 non è proprio anche non è facile o anche io sarebbe più facile però anche 69 all'andailo di medici legali che uno era anche Valdeis non a Turin perché l'hanno bursut persone che c'entrano su niente hanno fatto i prove normali come la benzidina che sdora normalmente quando è un omicidio no? Che parla che ha fatto al sangue e loro l'hanno detto che l'hanno trovato al sangue l'hanno trovato antastante all'andailo man a un microscopista che si chiamava Macron che dice che ne trova il sangue e che la trova una pittura anche che era l'immagine allora all'angavaie i campioni che l'avevano dai hanno detto no le sbagliato alla piaia in sindonolo e ha detto che invece la trova il fer che è compatibile con il sangue e le tutte pareil, una dica in una maniera, l'altra dica nell'altra. Quando vai lì alla sagrestia di San Lorenzo, no? Che è quel centro esposizione, sì. Allora lì fanno vedere che proprio ti trovi proprio le marche, le spine, la corona, certo. la colpa della lanza, che cosa. Certo. Su lì con un buon artista più facile, su lì non è beh, per esempio che ti parla di San Lorenzo, allora mi lo fai una studio di 50 pagine insieme al flagello. No, la frusta che la riondura con Gesù se ti guardi la sindone vedi che la di segni come al baligne allora tu ti dici che la frusta che l'andura con Gesù alla via di baligne piumb o dos gruppa con una corda ma se ti leggi il libro dal 1930, 40, 50 anche qua è enciclopedia biblica e è disegno che è di fruste che l'hanno di baligne al fondo e è scritto che sono i fruste romane dal tempo a Gesù allora i sindonologi a Dio veghe me che facevano falsari dal medioevo a sapere che l'antichità durava è una cosa sensata no? Falsari me che faceva cognosse che tipo che durava e me che faceva che non è mai semplicemente all'hanno guardato la sindone all'hanno costruito un flagello che smiava la sindone per l'hanno detto che quelli era romano ma è un flagello l'epoca romana che ha questa forma lì cioè noi non è qua il flagello no niente perché sono tutti distrutti probabilmente duravano la rappresentazione del marmo hai rappresentazione non è flagellazione per una crocifissione hai robe liturgiche per esempio il flagello dei sacerdoti di previ a Cerere hai robe che però sono tutti diversi una dall'altra quindi probabilmente un soldato loro la via una corda durava non cagliera alle tutte parei prima costruisci la reliquia a guardare la sindone per sdica le originale dal tempo di Roman su quella tecnica ti spiegami bene la roba la senza proiezione come si professi davanti a base però il fatto che lì smia che gli prova che le stai dura niente colore niente pigmento no? Allora come la stessa marca? Secondo Long Galandi dal 1978 e che è abbastanza no, credibile l'immagine che si vede adesso è non una pittura ossia vede non al colore è una pittura un pigmento diciamo e mica fai la sera? È l'ingiallimento della stoffa come l'ingiallimento della stoffa? è la base di questo al pigiauna, te che l'immagine la stoffa le pigiauna qualche tipi il fer da stiri la butta insieme a una stoffa e poi te la gave con che brucia un po' aveva in pigiauna insomma praticamente la storia mando via praticamente la storia lì anche quando ti butta la stoffa al sud le trosca brusa anche praticamente la teoria che a smia più normale è che il colore era perché i documenti dicono che si vedeva bene l'immagine adesso vede niente no? Vede quasi niente va di luce particolari per vedi ma il colore probabilmente si vedeva bene allora il colore le salta via ma il colore la sa alla che l'umanè e l'umanè foto il quadro che si vede più o meno però non è una cosa un po' di immaginazione però probabilmente il colore alla sa alla fa una reazione chimica con la stoffa a forza da sta lì a secui
alla fede gli pigiauna la stoffa te cagliere il colore, quindi agli pinare il colore e resta il giaun. Mi staria sia a parlare con Andrea tutta la sera. Non troppo anche un po' fuori. Anche un po' fuori da insomma nella nostra casa. E cosa che devo fare il cattolico? Cosa un consiglio? Beh no. Non è l'autorità, secondo me l'importante è che anta di la verità. E mi credo che non è possibilità di che la sindrome è autentica. A me piacerebbe tanto, perché figurati il mostro storia cristianesimo si sarebbe neanche contenta da avere una cosa che le stai insieme a Gesù fino a sua cera. Fino a me come accompagnatore turistico e porto sua gente a poter fortica di una roba del genere Stati Disuma che secondo me piantata lì a dica le cure autentiche, bisogna una targhetta sindone Francia quasi giante, secolo XIV rappresenta figura sei rappresentazio su Dari Domini nostri Gesù Cristi. Certo che per mica non è che vengono 2 milioni e mezzo di persone a guardare tutte le volte che si fanno lo stesso quei due non dica vengono i stessi, allora si faria una prova vedi se vengono ancora quei due. Però secondo me è più importante. Interessante che l'ero da una certa mira più prudente, più onesta nel 1400 che adesso. Nel senso che assolutamente vero. alle proprie pareti. Di ogni modo, cara misa, ecco. il caso forse non sarà, ma in tutti i casi non dai gli elementi ben concreti e prima mano. E mi devi anche dire che lo scrivo in libero, sì, ma su sì, che in quel momento alle Inaudi, che in quel momento carta strovanen, ma si può trovarsi per la ristampa. Sindone, Nicolotti, l'unica caglietta Inaudi, te che lo conta un po' tutte queste cose e se ne bellesi assolutamente, è importante. Ringraziamo il professor Nicolotti per questa bella puntata che la permettiamo di fare e spero di avere ancora un'occasione. Grazie. Grazie a tutti, a voi piuttosto.